Terza corsa è una condizionata per cavalli di 3 anni non vincitori di 1000 euro in carriera. Sono rimasti in 8 dopo i ritiri dei numeri 1 e 3. Questo è lo schieramento: 2 Damalor del Sile, Manuel Pistone, 4 Daloa dei Greppi, Edoardo Baldi, 5 Daitan Sonic, Antonio Di Nardo, 6 Damiso SL, Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Diamante Trio, Marco Stefani, 8 Drava dei Greppi, Maurizio Cheli, 9 Dionisio Marc, Daniele Cuglini, 10 Dangerous Ufs, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Rapporto di scuderia tra i numeri 4 e 8. Stacco della macchina, approfitta dei ritiri ma si getta di galoppo Damiso SL, quindi Numero rimane 6 in Damiso vantaggio SL Damalor del Sile. squalificato. Partita svelta dalla seconda fila Dangerous Ufs, ma rimane in terza ruota. Poi vediamo partito bene dalla seconda fila anche Diamante Trio, che si sistema seconda alla corda davanti a Drava dei Greppi. Insiste al largo Dangerous Ufs con Vincenzo Piscoglio e va a chiedere strada dopo 300 metri. Insiste la femmina ma rimane davanti Manuel Pistone con Damalor del Sile dopo un primo quarto in 31. Cerca il posto Vincenzo Piscoglio, ma ora in seconda posizione non c'è, potrebbe esserci in terza. Tanto prosegue di buona lena la figlia di Victor Joe, che arriva al paletto dei 600 metri in 46,2. Siamo al passaggio davanti alle tribune, un terzetto in vantaggio. Damalor del Sile, Diamante Trio alla corda, poi Dangerous Ufs all'esterno. A distanza guida gli inseguitori Maurizio Cheli con Drava dei Greppi, 1,9 il primo giro, con Dangerous Ufs che ora ripiega terza. Sempre in vantaggio Damalor del Sile, che passa il primo chilometro in 1,16,6. Prosegue la femmina in vantaggio su Diamante Trio, mentre Dangerous Ufs non ne vuol sapere di andare alla corda e va ancora all'attacco dei primi. Retta di là passata dalla femmina ancora in 15,5, siamo all'imbocco dell'ultima curva. È venuta molto bene a Diamante Trio, che è lì seconda e fra poco avrà anche probabilmente la destra libera. Intanto provano ad avanzare anche gli altri, intanto con Antonio Di Nardo, Daitan Sonic prova in terza ruota, ultima curva, retta d'arrivo con in vantaggio sempre Manuel Pistone, Damalor del Sile a centro pista, Daitan Sonic di dentro Diamante Trio, ma alla fine si difende Damalor del Sile su Diamante Trio, al terzo Daitan Sonic, 1,16,3. Arrivo lento in 31,2, ma viene a vincere la sua prima vittoria in carriera Damalor del Sile, una figlia di Victor Joe della scuderia Usque, guida di Manuel Pistone, il training ovviamente del fratello Giuseppe. In percorso di testa rivediamo l'arrivo su Diamante Trio, che coglie il secondo posto davanti a Daitan Sonic.